a Telatobut, voi fate un salto in lavoro in storia di Paluce, perché il palio da Siaroggiole sale entrato in Talviv. La manifestazione è al suo 25esimo anniversario. Diciamo che stessi odin come sta suonando la banda e fra un par di minuti attaccheranno a sfilare la scontrada, seguite dal palio. Poi a seguire attaccheranno i vari palios. Tachin con il palio dei Carpentiers, che è dei Fruits, il palio dal Seon, il palio da Tiame, il palio dal Fen, che è das Femines, e a finire il palio da Siaroggiole. Io spero che passate un bel primo giorno in nostra compagnia. In prime file per io il sindaco Cali Avezzi, il sindaco di Paluce, accompagnato da Andrea Ricenta. E come si entra proprio di Talviv, attaccheranno a sfilare tutte le scontrade su una alla volta. E si attacca con Rio, che attacca a sfilare come è una frazione di Paluce, si tiene a sud dal comune di Paluce. È una frazione molto bella, volenterosa. Facciamo un applauso quindi alla contraria di Riu, che può transitare ed effluire nella piazza retrostante. Quindi se gentilmente vi spostate e fate passare le contrade, voi che siete nella congiunzione, per transitare le due contrade di Vile e Place. E dopo Rio arrivano le scontrade di Vile e Place di Testeons, che sono due piccole scontrade. Sul vessillo io dico il simbolo di San Daniele e da Torate. In prima fila c'è un po' di siodi a Sogni Fruits. Che ottime emozioni, siamo tutti seriosi, guardate. E dopo a seguire tutto il resto. In altri vestiti mostrate la chiesa di San Daniele e la torre Moscarda. Mostrate in alto i vostri vestiti. Una contrada molto numerosa, come vedete, con la Siaroggiole già pronta per il palio dal Fen, le Siaroggiole per il palio da Siaroggiules. Li vediamo transitare e c'è anche una temeraria bambina che sta seduta sopra il Fen. Un applauso. Nel frattempo vediamo già pronte le contrade di Sommaville. E come la volta di Sommaville e di Somprat. Una delle contrade più storiche che è di Sommaville. E Sommaville è anche che vince quasi ogni anno il palio da Siaroggiole. Il palio da Siaroggiole per sfidarci, per poter avere il vessillo rosso porpora del palio. Il vessillo è proprio che rosso, tipo dei siodi, con l'arbo, il sore. Oh, io ho sbagliato. Il vessillo è quel tipo di siodi con il stemma dal comune di Paluce e la scritta è palio da Siaroggiole. E come in veste da banda di Centa arriva in casate 5 contrades, a città che con la contrada di Cleules, che è situata su strada per là in Austria. È una contrada che è da poche edizioni che partecipa al palio, ma che comunque dà un grandissimo contributo. La contrada di Cleules. Un applauso alla contrada di Cleules. Un forte e caloroso applauso.
a vedere transitare la contraria di Pardaur. E come arriva Pardaur e Gombe da poco, una contraria giovane, perché Pardaur infatti è situato in parte più 9 di Paluce. Di Paluzza, al centro proprio del paese, caratterizzato. E Gombe da poco invece ha una delle contrarie più storiche. La chiamiamo noi una chiesetta locale, quindi loro si identificano con questi due simboli, il popolo nuovo di Paluzza e la tradizione. Sul vestito di Pardaur potessero di lastelute che corrispondono a tutti i palios che sono stati vinti da contrarie di Pardaur. Dobbiamo transitare. E come arriva Cente, Invece la contraria non è che proprio passa la corsa dal palio da Stiarogiules e è la contraria non ti più temuta per gli atleti perché hanno sempre un grande paura quando si arriva in che gosse che io darei in dopo in questa immagine. E nel frattempo si è preparata la contraria di Monai. E come arriva Monai, che arriva da Ravascletta, è una contraria pur comune, anzi non la può definire una contraria di Paluce, ma è proprio un paese per suo conto che però partecipa quasi ogni anno al palio da Stiarogiules. Partecipa non al palio dal Seon e va sempre attaccata per la Squares. Per quasi tutti i palio. Vincente che si è inserito con Monai, si tratta del famoso Zenzin. Facciamogli un applauso e lui alzerà le braccia se riesce. È lui! E adesso prepariamoci per l'applauso. E allora come è la volta di Somprate e Somaville che da sfilare per ultime perché è appunto la contraria che il vestito dal palio. E salutiamo anche questa contrada. Nel frattempo ci possiamo tuffare nel periodo medievale. Infatti dopo la fuoriuscita della contrade di Somprazzo Mavile vedremo passare e fermarsi qui in piazza i fantastici, meravigliosi ballerini della Star Dance di Tolmezzo. E come sono sfilate tutte le scontrade, si potrà io di nuovo sfilare la scuola di ballo Star Dance di Tumiece diretta da Paola Floretti. 1275. Non è stata fatta la rievocazione storica e loro hanno ripreso qui loro bai e hanno allietato un grum la serata. Ecco, come i ballerini si ripropongono un altro talk di ball che era stato fatto sera intanto da rievocazione storica. Che abbiamo visto ieri sera. Dici dopo. Ecco che accade l'esibizione. Un applauso, un applauso! Possiamo accompagnarli con un applauso a tempo. Prima di passare al saluto, perché questo vi rubiamo un minuto al 25esimo anniversario del Palio da Stiarogiules, e per il nostro paese credo sia una cosa molto importante. In realtà poi sono 28 gli anni da quando abbiamo iniziato. Allora volevamo fare un saluto ai nostri giovani, alcuni come me sono anche diventati vecchi, però di spirito lo sono ancora. Però prima di fare un applauso, e ci faremo anche noi un applauso, abbiamo la fortuna e il piacere di avere con noi il sindaco che mi ha accompagnato in sfilata e gli lasciamo il microfono per portare un saluto e per fare questa cosa che abbiamo pensato di fare adesso che ci dirà lei. Allora le passo il microfono.
Buonasera a tutti, vi porto un saluto caloroso da parte di tutta l'amministrazione comunale. Quella di oggi è una giornata importante, penso che il comune di Paluzza non avrebbe avuto un migliore maniera per presentare se stesso verso tutti quelli che oggi sono qui venuti per farci compagnia, per guardare questa grande manifestazione. Penso che oggi qui possiamo vedere la sintesi di quella che è la tradizione, la gastronomia e l'impegno di tutto il comune di Paluzza per far sì che il nostro esempio, il nostro paese possa manifestarsi anche verso l'esterno in tutte le sue qualità e tutte le sue capacità. Penso che oggi ci sarà anche una piacevole sintesi di quella che è la tradizione unita allo sport e quindi è proprio per questo che siamo qui in attesa di vedere tutti i giochi che tra un po' inizieranno. Io voglio ringraziare pubblicamente i Giovani Zicchetti nella persona del presidente Andrea Pertutti per la grande organizzazione che hanno saputo dar corso anche per questa 25esima edizione e penso che quello che vediamo oggi in piazza sia l'eccellente risultato di un impegno e di una costanza che dura negli anni. Grazie a voi per questa splendida giornata e spero che tutti noi alla fine possiamo applaudire con gioia quanto avete oggi organizzato. Non mi resta quindi che augurare una buona visione e dichiarare aperta la 25esima edizione del Palio d'Astia Rogiules e dei Giochi. Ecco, vi tutti il saluto dal Sindic e come allora attacca la 25esima edizione del Palio d'Astia Rogiules. E come escono i rappresentanti dei Giovani Zicchetti a città col Palio dei Carpentiers, che è il palio dedicato ai Fruits. I Zicchetti più giovani sono qua e possiamo dare il microfono. Ecco che infatti entrano i Fruits con la struttura che la ranga compone il gioco. Dei bambini. Ecco, tal palio dai Fruits si decide di non fare un podio, ma si decide di fare un lavoro tutti insieme, che ognuno costruì un'opera e quindi sarà un lavoro di tutti. La sommità del tetto e al termine verrà posizionato l'alberello. Siamo caldi proprio il titolo del gioco, il Palio dei Carpentiers. I Fruits dovranno costruire il tetto e a Sore collocare il pezzuccio che da noi ormai è tradizione collocarlo e a sussiste tuttora. Dopo la fine sarà fatto il licò per festeggiare. Allora la competizione siamo che vendetta viene lasciata in bande a schesate gare e i Fruits hanno da fare un lavoro tutti insieme. Che è impostato proprio con la bolla di l'obiettivo finale è di costruire il tetto, il caposquadra Legione Barbacetto, del contrario di Pardaur. Come in tutti i cantieri ci vuole un caposquadra e sarà proprio lui che darà inizio a questo gioco. Cominciamo con il posizionamento dei pilastri. Molto bene, allora si tacca col posizionamento dei pilastri. Adesso procederà. Buon lavoro ragazzi. E come tal venga affidata a Smans dai Fruits che hanno da capa che stette. L'applauso da Poglia è un gran caloroso virtuale soprattutto del tetto per poi poter posizionare l'alberello e fare il licò. Avanti! Allora ecco che viene la prima frutta, Alessia, seguita da Joshua. Ecco che posizionano i primi pezzi, sanno già dopo viene Alexiei metterli perché hanno fatto diverse volte le prove. Le prove sono state però, sapete, intense, si può dire, perché devono scegliere tutti i però pezzi, comunque non è mai facile perché i tox hanno da incastrarsi perfettamente, se no altrimenti il tetto non sta su. Questi che vedete, ecco, un toc incastrato da Joshua. Come i Fruits attaccano a posizionare siccome passerà solo una volta, i top da strada del Taplanos dal gruppo di volo di Ciurciuvint, il Neo da Stries. Pian piano. Come io dico che i Fruits attaccano a posizionare i trash. Fase successiva, Giona.
Montare le cravi di banchine. E come Gianna Molto nos spiega bene. che va Allora, montare la dopo strada di aver banchine. predisposto sui supporti, sui pilastri, dopo aver predisposto le catene delle capriate, vediamo ora Ecco, io dico i che vengono frutti posizionate che le a travi Cirin di di fa in banchina, castro quelle un che grum poi just. Io ho detto con Sono cure che i abili. frutti stanno lavorando. Sono abili, però c'è bisogno sempre dell'aiuto di un adulto. Ma presto diventeranno ingegneri, Come vero? Cirin di incastrare, ecco, è stata incastrata. Anche l'ultimo Mi tocco. puoi ripetere in che fase siamo adesso? Adesso si fa la quarta che prevede la realizzazione E come siamo a quarta fase, non sconta Rebecca. di montare i puntoni E allora delle si tacca a capriate. montare i Mamma puntoni mia, capriate. e tu sai già tutto, tu hai sempre seguito, sì? La fase delle costruzioni anche nelle prove. Ecco, vedi quasi tutti i frutti impegnati, a poi che stocks. Quindi adesso siamo già nella quarta fase? Siamo già nella quarta fase. Ecco, in questa fase vengono assemblati 2 puntoni di capriata. Ecco, c'è un po' di che prende i frutti, hanno assemblato i puntoni da capriate, e là che dopo Sora venirà poato il colmo. Come vedete c'è super collaborazione e questo è il principio. A lei veramente un per piacere di frutti realizzare collaborare tutti assieme così. una bellissima E si opera spera che che è la siete casa, che anche servirà, un'esperienza che può per ricommentare il futuro, andare avanti per far nella capire vita, che bisogna per poter sempre vivere aiutarsi tutti in te insieme. vite. E questo è il futuro, cioè collaborare tutti assieme per un futuro tutti uniti. Io dico a Alessia e Joshua che come sono montati in time Madonna. Guardate l'impegno che ci mettono, guardate che bravi. E questo è lo spirito. E i frutti come si passano un tic alla volta il colmo. Veramente una scena bellissima. Stanno posizionando la trave di colmo ed è quello Ecco che lei adesso questi incastri posizionato. riuscirà a sostenere E come tutta la parte struttura. l'applauso di tutta la folle. Bravissimi, li adoperano anche. Il vero carpentiere utilizza anche il martello, ricordate? E come da smartellare finale, periodica la struttura tegni. Che serve? E i frutti vorranno mettere anche i trash, quindi il tetto non è finito. Ecco che bravi, guardate la collaborazione. Infatti, non Cerniel, veniamo definiti quelle persone che hanno il mal dal Madon, cioè il male del mattone, nel senso che noi vogliamo sempre realizzarci la propria casa e sempre nei tempi che furono era frutto di collaborazione di diverse braccia, di diverse famiglie. Infatti ognuno aiutava il suo amico che poi gli restituiva il piacere e andava ad aiutare nella costruzione della casa dell'amico, e così con un giro a catena si realizzavano le case in economia. Come i frutti sono tutti belle, impegnati proprio in come vedete posizionamento ai sono state trash. realizzate in men che non si dica. Questo è un lavoro molto bello che i bravi bambini stanno compiendo, si può dire, inchiodando con questi chiodi in legno che si chiamano E amanti e poi perché le tirenti l'ultimo trap. Ecco, tutto è pronto. Come le tutto pronto, amanti nome, l'arbolut, calve in posizionato. Questo è frutto di collaborazione. Dai. E dopo aver posizionato Giona. l'alberello, passo la parola a Ennio. Ecco, questo è il... Come stanno? Ecco i frutti, lui Bravissime. so. Poi anche, la cosa più bella è che ci A sono festeggi in macchiette pallicò. femminucce. Tutti qua. Un premio simbolico che vengono offerto a tutti e le bardute compagni. Ognuno di loro ritira il premio e giocherà assieme agli altri bambini. Nel frattempo tutto è pronto, sta per entrare. E come sta entrando il pilone, Tra le due piazze. posizionare la taglia, come entrarà al palio dal Seon. I nomi di questi primi gladiatori. Sono state esclamate da scontrare Ticente e di Place. Sì. Allora abbiamo la contraria di Cente, sì. Ma contrario di Cente vinse Silverio Andreo e l'Angilotti di Damiano. Poi abbiamo la contraria di Place. E invece per contrario di Place i vin Battain Federico e Gaspardo Tiziano. Dico con le più grandi, per capirsi. Allora, chi dei due? Allora come periodi da bande che si la razza a destra e a sinistra si dovrà fare una battuta di more. La more è un gioco tipicamente in romano e consiste in tal buttare numeri e ci ridi indovinaio.
Pari, uno pari. Un parò. Ah, quindi 1-0, sempre per te. Allora, quest'anno la TAE non sarà di Pau, ma è di Dane, che è un gruppo più morbido. Ha bisogno di però se la scontrare anche il seon giusto, perché deve sapere che per ogni lingua cambia il seon, perché cambia la dentatura. E in passato si è presentato l'episodio che il seon hanno il postato che è giusto. E che a Miez Pilon i due atleti sono stati restati incastrati col seon. Velocemente la misurazione, perché il seon deve avere... Il seon è la DSI a norme e la deve la smante sono certe distanze regolamentari. E come si procede quindi a misurazione. I conis... Come si tira la contrada di Monai, praticamente in conis, ecco che arriva il signor de contrade. Siccome potrebbe essere che... D'amore alle storie assegnate. A place la banda destra, invece accente la banda sinistra da TAE. Tutti in silenzio e via. Alle partite il palio da Seon per il 25esimo palio da Siarogiules. In questo momento si ha che piace Salantiu Benon. Facciamo un applauso di incoraggiamento. E la scontrada si sono ahí. Hanno detto al momento nessun capo di vantaggio. Il pilone è di 50 cm di diametro. Però in questo momento c'è il grum in vantaggio. E la contrada di Cente ha già finito. Due giovani che però veramente sono stati bravissimi. E la folle esulta. Andrea Silverio, ne domanda a Tialcio, molto zelade, sei stato bravissimo. E sono veramente velocissime là. Correvi in piedi, ma invece la... No, veramente sei due giovani, è un onore che i giovani si portino in avanti questa tradizione. Trossa in Sveisa. Sei di 17. E il Seon? Lui 18. E il Seon è stato gucciato da poco. Sì. E da dove arrivi? Non si può dire che... Allora, teniamo il mistero. Grazie. Adesso pian piano. E invece la contraria di Placcia sempre da lavoro. Giudice di gara cronometrista sta tenendo il tempo. Bravo il pubblico che fa. Ha incito la contraria. Perché sta quasi per cadere la fetta chiamata pilon, anche per la contrada sta per cadere il proprio pilon. Attenzione! Ecco che il pilon sta per colare. E via! Complimenti anche alla contrada. E la contraria di Placcia hanno voluto abbaiare. E la riceteremo la prossima scontrada. Come esce la rappresentanza delle scontrade e complimenti a Turning a Vegni Faz a contrario di 100. E come entri Cleules e gomme da poco. Mentre arrivano io vi comunico i tempi. Allora vinc durman i teams di Place e di Cente. Questi tempi perché la contraria di Cente ha impiegato 37 secondi e 13 centesimi. La contraria di Cente è stata 37 secondi e 34 centesimi. Veramente un team buonissimo. Ha impiegato 2 minuti. La contraria di Place 2 minuti e 9 secondi. E 4 centesimi. 24 mi correggo. Perfetto. 24 centesimi. E si corregge. Ci manca una coppia. Gomme da Pozza è già in Place, ma mantiene la contraria di Cleules. Con la slitta, con la chiaroggiola e con che cosa arriveranno? Ci sono. Ecco che arrivi. Eccoli qui, ci sono. Eccoli. Siete pronti per sfidarvi prima del staglio del pilon al gioco della morra? Siete pronti? Allora di non fare attaccare al gioco d'amore. Conosci prima gli atleti però. Per Cleules e Ving, Bellina Giuliano e Kraiger Terry. Pargombe da Pozzi invece Plazzotta Fulvio e Silverio Giovanni. Allora, la morra, chi la fa?
Eccoli. L'amore viene fatto da Giuliano e da Fulvio. Gambe da Poz a sinistra e Cleules a destra. Altre maniere per definire i numeri. Bene, allora Si procede con la misurazione. diciamo il tronco dalla parte destra per chi guarda dalla tribuna, che evidentemente secondo il loro pensare è più favorito. Vedete anche la diversità del tipo di seon, uno molto più con il taglio molto più profondo. Infatti in calcio contrario si può dire veramente ci sono diversi seons. Caro Danilo, dacci il via. In silenzio. E si attacca. Ecco il partito, questa sfida tra Cleules e Gambe. Attacca bene un Cleules, a me. Fate il tifo, tutti quanti per la vostra... E ti allai ci può calvare fuori si tiz benon. Da che spilon. Quindi si passa sopra e ci saluta col suo Delta Carrello. Ciao Come a me chi settino ai come risultato. Si rivalza a Miec. Carrello, pilotato dal pilota Willy D'Orlando, che fa parte del gruppo volo Nido delle Streghe di Cerciveto. Nel frattempo tutto è pronto, attenzione, cadrà il primo pilota. E non si rimettiamo a capire qual calcolerà per primo forse che di gambe da Poz. No, Cleules. E subito dopo gambe da Poz. Anche per Gambe da Poz. Avete sentito? Giuliano, trovi sei solenato. Due. Poi quello di Gambe da Poz. Beh, comunque avevi già fatto la contraria di Tostion, se non sbaglio. Sì, sì. Che hanno Complimenti. faticato, come si suol dire, 7 camicie. Adesso i Giovanni sono molto isolati. Venom, pensavo ai piedi. Ma sei veramente di bravo quest'anno. I giovani sono veramente bravissimi. Andrea, che ci comincerà. Mi fa anche tanto allenamento prima di fama. Finalmente ne contrario che ha fatto allenamento. Posto, Cleules 51 secondi. Cleules 51 secondi, 78 centesimi. Gambe da Poz 55 e 96 centesimi. Grazie ragazzi. Centele, sempre primo. Abbiamo la terza coppia. E arriva In dentro. questo caso c'è stato un forfait, c'è una coppia sola. Che I Ving nomine coppie da sola. che farà l'esibizione come la contraria di Pardauro. Vergendo Massimiliano. A entri Maieron Marco e Vergendo Massimiliano. A Mora Copme per vedere Hanno avranno bisogno di giù. e poi tagliare il tronco. E io come prima amplificherò Signori. questa Parliaci di la banda Stadio verranno giù a More col presidente Giovis di Coenti, Andrea Di Centa. no, così sentiamo il vostro modo di parlare. Un gioco molto antico, come dicevamo, un gioco che risale alla notte dei tempi, nel periodo romano. Punto secco. Pot, sei lo voglio. Sei. Ecco. 96, 6, 7 ancora. Ho vinto io, cazzo. Vince Andrea Di Centa Più il taglio. Allora tagliatela. e alle cheat Cataino a sinistra. Allora, tutte le pronte. Siamo pronti. Il silenzio iniziale. E Pardaura partisce. Bravissimi, è partita la sfida per la Il sei un assalto antica all'inizio. un aiuto perché è molto complicato. E ha bisogno che il pubblico attacchi in città un tic. Perché è un gruppo difficile, gareggiare a Bessoia, non c'è un punto di riferimento e non c'è un incentivo all'indenante. Aiutiamo e nel frattempo salutiamo il paramotore. Salutiamo il Che se contrario se me che riscontro il tiro di difficoltà. Nido delle Streghe che ci saluta. Prima abbiamo visto il Delta Carrello, adesso il paramotore. Ciao! E nel frattempo diciamo hop, hop, hop. E al vendato l'incitamento a bene dal pubblico perché che se contrario a parte a termine il sottaio al pilone. Incoraggiate questa fatica immane, bravissimi, perché credetemi, è una faticaccia, io ho provato Hai veramente fa dire lavoro e a me e dopodiché ho optato che anche i due giovani riscontrano un tiro di difficoltà. al nostro
di paramotore. Intanto ora di nuovo a passing, diciamo che vince le prime paramotors. Non so se riuscirà a venire qua. Di Ciurciuvin. Stiamo volteggiando sopra i cieli. Diamo la mano a questi signori impegnati. E ci domaniamo al pubblico che attacchi non ti in città. E non vuol cedere. Up, 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 up. E i due atleti si stanno a storte, quindi sarà un gruppo difficile. Faccio che vorranno fare più strade per arrivare a fin. Tanta energia. Infatti prima mi hanno detto che si sono fatti. Così penso che gente è sempre prima con 37 secondi. E come a città che ha droppato Iconis, faccio che per impedire che il Seon venga frattiato da te. Continuiamo perché Alle che si infatti il pericolo da te di danne. E come che vi dicevi prima, anche in passato è succeduto che una contrada avesse tirato attorno tutta la TAE e ce l'ha in caressore. Arrivano alla... Ecco che sta arrivando alla fine. Sì. E io! Straordinario. Marco, c'è avuto salata? Sì, ma un tic. Straks. Ne avevi provato, sì? No, non avevi mai provato. Bisogna fare prove prima. Tu di dove vieni? Giui. Ah, di Giui, è la prima volta che tu fai il Seon? Sì, non avevo mai provato proprio, neanche mai seato, è buono. È la prima volta, il prossimo anno se tu tornerai a Salarami. Magari mi farai prova, sì, volevo una prova al Marco, no? Va bene. Complimenti. Poi tre, la contraria di Rio e subito dopo Carison Prat. Riu si sfiderà Chiappolino Renato Per Rio Vin Chiappolino Renato e Pittoni Massimo. e Pittoni Massimo. Al pubblico, mentre Per contrario di Son Prat invece i Vin Pari e Fi. Maieron I Vin Maieron Aula e Maieron Igor. e Maieron Igor. Un applauso anche per Samprat. E anche per loro la sfida. Ecco ma a Mora. la solita partita di Mora. Amplifico. Attenzione, scusa che vi amplifico così sentiamo tutti quanti il vostro parlare nel modo di dire i numeri. Andiamo. Un colpo secco. Pronti? Via. Aulo e Renato. 7, 6, 8, 9. Pari. Quindi tre. Tre. Bravissimi. Allora Riu, se non sbaglio, Rio sceglie il taglio. ha deciso da c'è bande là a se la legge per ben la TAE. Gli lasciamo ancora 7-8 minuti. 7-8 ore pensavo. È un modo che questo per caricarsi. La scelta è difficile. Temono molto l'avversario, secondo me. Quindi la scelta è... Sì, perché si impensing, anzi, che Son Prat al fa spare contrario di Somaville. E c'è che cosa ha detto anche la sera Renato, Somaville è un gruppo mude in tutte le discipline dal palio da Chiarogile, quindi la scelta è anche molto più difficile. Ci sono tutta una serie di regolamenti molto precisi, importanti, significativi, a cui le contrade sono sottoposte ferreamente. Diciamo che noi non li squalifichiamo, però pagano in denaro, in formaggio, in latterizi e altre cose. Poi pronti? Ok. Danilo, puoi partire. Silenzio. E via. Son partiti. Son Prat, Quintra Rio. Come vedete di Son Prat, fate un applauso. Ti alaccio ben che ven pure si tic dal Seon di Son Prat. E Son Prat è già a miege legne. Qui abbiamo dei ritmi Ti alaccio, c'è mo che van io. Dicevamo che questi sono... Mario non è di Mancul. Tirano forte. Praticamente alla pari. Mi sa che saranno sfide bellissime, però Son Prat all'end avanti. Il pilon sta per colà. Vai Son Prat.
Sono pronte, via, Angeriu! Poi per Riu, questione di poco, infatti sono una maieronza molto salata! le contrade. Veramente bene, È divertente. Bravissimi, dopo una soddisfazione è col proprio film. Digeres. si può dire. In particolare. Complimenti sia per Sofia che per Riu. Mamma mia, che fatica! Renato, una sera tu non hai detto che tu avevi paura di Sommerville e tu ti sei dovuto sfidare con loro. È stata via le sfide, mi sa a me, no? Sì, bellissime. Billo, non però. È il prossimo anno. Va bene. Grazie, ciao. Ciao. Il giudice ci darà il risultato ufficiale. Allora intanto si preparino le due coppie finali che sono E come Sommerville e Monai. entri las dos copias finales. Sommerville e Monai. Unanime, cioè io. Vi diremo poi perché I sono teams molto vicini verranno comunicati dopo per tenere tutti in suspense il pubblico. Così pensi che il risultato decente è di 37 secondi. E quindi un grandissimo risultato, però bisogna dire che la facciano brava. All'entra Sommerville e l'entra Monai. Sommerville l'anno passato l'ha vinto il palio da Seon. Intorno ai 40 secondi per poter vincere la sfida. Allora io leggerei Prego. i nomi per la contraria di Sommerville. Per contrario di Sommerville Bing, Zanier Costantino Per cortesia Costantino, grazie. E poi Zanier Emanuele. e Zanier Emanuele. E chi? Pari e Fi. Sembra che sia una tradizione. De contrario di Sommerville, a me cassettine in tradizione. Per Monai invece Ving, Blarasin Paolo E De Crignis Manuel. e De Crignis Manuel. Bene, i due sfidanti della Morra. E ha vinto Sommerville. Vinto Sommerville ha scelto da bande di Pilon. Allora, Seal. Perfetto, ha scelto la sinistra rispetto a chi guarda dalla tribuna. Sommerville Questa è l'ultima sta sfida. Ricordo a destra, il tempo da battere. Monai a sinistra. Intorno, lasciamo la suspense ai 40 secondi. Quindi per 40 secondi più o manco il team da batte. più o meno questo tempo. Attenzione Danilo, a te la parola. Silenzio. E sono partiti. Direi che la contraria di Sommerville Sommerville non si smentisce. È partito un gruppo forte. di questo palio nel 2008. Un po' più indietro Monai. Già là diciamo che il sitticcio è stato fuori da legna, com'è che è succeduto prima per San Prato. Chissà quanti secondi sono passati. Chissà se riusciamo ad abbattere il muro dei 37. Ma chissà se arriverà prima dei 37. Monai è subito dietro, attenzione. E Sommerville al va. Piloni, Sommerville. E a sta parcolà. Sommerville bravissimi, spero i team se veniranno comunicati. Alla fine. Contrario di Sommerville, complimenti, un gran bravo. Pensate di essere arrivati a battere il record di 36 secondi. Non sai perché qualche sera non si arriva a capire, perché si arriva a capire il team, qualche sera da prova. Avete provato prima di venire qui? Sì, un ticozzi. Bravissimi. E il secondo non arriva, si può sapere? Ma non era male, se ho. Andare di miglior però da cicchio dopo. Grazie. E io la ring, come bisognerà scettare. E adesso pian piano. Scusa, Chiara, allora mentre noi a scettare che con la premiazione. Al nono posto, la contraria di Pardaur. Venite qui in piazza per cortesia che vi fate vedere tutto questo pubblico che vi sta Ecco. ascoltando. Che sta arrivando. Quindi Maieron Marco e Vergendo Massimiliano. Maieron Marco e Vergendo Massimiliano, pa contrario di Pardaur, nono posto. Allora vi sistemate vicino al podio, così vi vedono tutti. Vorrei chiamare
il nostro sindaco, la Elia Avezzi. Arriva il sindaco Elia Avezzi a premiare. Se è ancora qui in piazza l'aspettiamo, tanto noi... Arriva, Ecco che arriva il sindaco. Ancora gli altri concorrenti e poi premieremo quando sono tutti qua, uno alla volta concorrente. All'8° posto si prepari la contraria di Place. Ottav Puespar, contrario di Place, Battain Federico e Gasparo Tiziano. La contraria di Place, che fanno anche loro l'ingresso qui. Ecco qua, entering i due giovani. Nel frattempo si prepari la 7ª classificata, la contraria di Monai. Monai, 7ª classificata, Blarasin Paolo e De Crignis Manuel. Una